Siamo ritornati insieme, siamo sempre con il Presidente Angelo Maccola, Presidente Assitai Veneto, Associazione Imprese del Turismo all'Aria Aperta, il Dottor Giuliano Boscolo Ceggion, Presidente Federalberghi Sottomarina Lidi di Chioggia. Stavolta cominciamo dal Presidente Ceggion. Allora, la situazione mi diceva è rosea, è buona, quindi turismo, immagino Veneto su Veneto per quanto riguarda Chioggia, Sottomarina, Porto Caleri, fino a Rosolina, vero? Mi conferma? Sì, arriviamo a avere associati fino a Porto Tolle, confini con l'Emilia Romagna. Allora, le strutture che ci sono quali sono? Sono strutture per lo più alberghiere o appartamenti in affitto e ci sono anche dei camping? Cosa c'è là? Che presenza, che offerta turistica c'è? Allora, noi raggruppiamo circa 460 associati. Per mandato di Federalberghi Nazionale abbiamo allargato la nostra base associativa. Sì che abbiamo incluso residence, appartamenti, non abbiamo incluso le strutture ricettive all'aria aperta, perché è giusto che questo tipo di azione anche sindacale la faccia il Presidente Angelo Maccola o altre associazioni di categoria, non è a nostra competenza, però sulla promozione noi la facciamo unitariamente al Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, che quello ha i villaggi campeggi iscritti dentro. Perfetto. Presidente, avete fatto degli accordi recentemente, delle attività particolari per il periodo che si apre dell'estate? Per valorizzare sì, abbiamo siglato proprio la settimana scorsa un accordo con la Fondazione Felice Fortunato di Chioggia, che sarebbe la diocesi e il museo diocesano. Sono 4 siti importanti, uno importantissimo che è la Torre dell'Orologio, che è uno dei 3 orologi più antichi al mondo. Parlo orologio da torre, da campanile, e abbiamo siglato un accordo per avere la possibilità di avere dei biglietti unici per visitare con una durata di una settimana. Aspetti che l'abbiamo persa un attimo. Sì, una settimana, durato di una settimana il biglietto, l'abbiamo persa un secondo. Sì. Un biglietto museale che viene distribuito e pubblicizzato su tutta l'asse dei 23 km di costa che abbiamo da Chioggia, Sottomarina, Lido, Pellestrina, includo anche Pellestrina, e arriviamo fino a Porto Tolle passando per Rosolina. Ecco. Quindi un'offerta anche culturale, quello che a voi in qualche modo veniva a mancare, pur essendo Chioggia una piccola Venezia, una chicca, però ci tenevate ad avere anche questo aspetto culturale aperto, no? Sì, abbiamo giocato questa carta, è una carta importante perché abbiamo cercato di rinnovare il nostro prodotto, siamo andati al di fuori della classica stagionalità fatta del balneare, siamo entrati dentro dei pacchetti turistici che includono anche il gastronomico, è una carta molto importante il gastronomico a chilometro zero, cioè noi proponiamo il nostro punto di forza, che è il mercato ittico di Chioggia, lo proponiamo al tutto il nord Italia e abbiamo tantissimo riscontro nella Lombardia. Proprio oggi si stava parlando con un noto ristoratore, che poi è anche cliente nostro, che la ristorazione riesce ad attrarre moltissimi turisti che vogliono venire a passare la settimana proprio per degustare quei sapori che ormai sono spariti a livello internazionale, si è standardizzato tutto. Noi a Chioggia riusciamo ancora ad avere quella qualità e quella forma di essere anche come persone vive, veraci, col nostro dialetto, e tutto un mondo da scoprire dalle nostre parti. Ecco. Quindi il recupero della tradizione, avete da poco edito un libro, no? Con tante ricette recuperate dalla storia, insomma, che si stavano perdendo. Sì, abbiamo fatto un libro, tutto disegnato a mano, questo libro, con tutte le ricette originali, scritte dai nostri 40 ristoranti che abbiamo a Chioggia. Sono molti di più, però hanno aderito a questo sistema 40 ristoranti, hanno fatto questo libro scritto in copertina in oro zecchino, ed è una cosa eccezionale, Visto che ho l'occasione, voglio anche ricordare che come Associazione Albergatori Federalberghi ci siamo attivati proprio in questo periodo di lockdown, e visto che non c'è la possibilità di fare sagre perché sono bloccate dal sistema Covid, però se sono micro sagre
cioè micro feste possono essere fatte contingentate. Le stiamo battendo tutto il nord Italia con un'associazione molto importante che è Marea Dentro. La stiamo facendo, vuol dire che portiamo il pesce in tavola su tutte le città più importanti del Veneto e facciamo noi le sagre da loro, promozionando il nostro territorio, la nostra cucina, i nostri alberghi e anche un po' tutto quello che è l'offerta turistica di Chioggia. Quindi state puntando su un turismo diverso, perché se storicamente per anni le zone litoranee da voi rappresentate erano spiagge, mare e tutto questo sostanzialmente, al limite c'erano degli eventi, famosa sagra del pesce di richiamo ormai storico, adesso invece cultura, enogastronomia, per enogastronomia del territorio, quindi prodotti e valorizzazione della tradizione, quindi qualcosa di più, perché volete agganciarvi alla stagione poi autunnale naturalmente. Lo sport, Presidente? Sì, qualcosa di più e anche tanto sport, specialmente abbiamo inventato è un tour, una presa, cioè vedere Chioggia non più dalle calli, ma direttamente dall'acqua, che è un'altra Chioggia, anche in notturno. Lo facciamo con i kayak. Cioè andiamo a visitare, passiamo sotto i ponti con il kayak, che è una cosa incredibile e si vedono tutte queste luci, questi palazzi, li vediamo dal canale. E poi siamo il numero 1 a livello, questo lo posso rivendicare proprio in assoluto, siamo il numero 1 per il kitesurf. Cioè da noi si riesce a fare salti con il kitesurf che si arriva anche a 10-15 metri di altezza. Non è per tutti, non è per tutti. Non è per tutti, però bellissimo, è una Chioggia, però. anche questa, uno sport che siamo leader assoluti di questo sport. Beh, questo è bellissimo. Quindi questa è la novità appunto del kayak anche in notturno, comunque prendendo a noleggio, prenotando prima come sempre. Quindi questo è importante. C'è un messaggio che era arrivato, vediamo se gentilmente la regia ce lo rimette in onda così lo leggiamo, che riguarda un po' il commento di quanto diceva prima il Presidente Macola. Francamente non capisco tutta questa frenesia per il Green Pass, abbiamo in Italia dei posti magnifici che tutti ci invidiano, arte, cultura e cibo eccellente, unico neo i costi. Un altro messaggio ancora, per fortuna esiste una parvenza di privacy, la democrazia si vede nei tempi bui, facile quando va tutto bene, una volta che cediamo diritti non li riacquisteremo più. Questo messaggio qua voglio girarlo al Presidente Macola. Il problema della privacy è effettivamente insorto più volte per quanto riguarda la presentazione di questi benedetti tamponi, eccetera, le strutture di ricettività, al di là che non siano le autorità. E poi il discorso invece dei costi. Ci sono costi più contenuti in questo periodo anche nelle strutture open air? Cosa ne pensa? Ci rispondo dopo giro la stessa domanda anche al Presidente Cegion. Ma sicuramente ognuno ha diritto a conservare la propria privacy, anche se il sistema potrebbe scatenare grandi dibattiti, visto che io non faccio tempo a digitare una parola quando sto cercando un prodotto sul computer, che un secondo dopo sono invaso da messaggi su quel tipo di articolo. Trovo la situazione un po' ingarbugliata. Comunque il mio non era un problema non voleva criticare la percezione di privacy delle persone, che sono assolutamente libere. No, io parlavo di certezza della presenza o meno del virus all'interno di strutture ricettive, perché certo. La questione è legata ad un momento di convivialità, ad un momento di vacanza e dopo quello che è successo si cerca di tornare alla normalità. Vediamo cosa succede, abbiamo dei risultati che ci vengono diramati ogni giorno che ci dicono che sta andando molto bene la campagna di vaccinazione, i risultati attesi sono stati rispettati. E quindi io spero che non si parli più di Covid mai più, che finiamo quest'anno qui con questa allucinante pandemia e che ripartiamo in maniera normalissima tutti quanti, e chiuso il discorso. Per quello io non voglio ferire nessuno e non voglio levare la privacy a nessuno.
semplicemente constatavo che per certuni è ancora obbligatorio fare un tipo di percorso e presentare certi tipi di attestati, e per altri invece che magari fanno anche attività dello stesso tipo non esiste. Comunque, andando avanti, dico che certamente come è successo a Chioggia, in tutto il Veneto si è rinnovato il prodotto. C'è una grandissima sinergia tra l'agroalimentare e il turismo, sempre più turisti ci cercano per questo. Lei ben sa, perché abbiamo collaborato tanti anni, che siamo già partiti nei primi del 2000 a promuovere un turismo a chilometri con prodotti a chilometri zero. Il Veneto ha una leadership ancora su questi argomenti, ed è una leadership che viene riconosciuta un po' in tutto il mondo a livello turistico. Spero che continui così. È una situazione che ci consente di presentarci in maniera diversa dagli altri. Abbiamo una cultura sia dell'accoglienza che della gastronomia che il mondo ci invidia, e le cose che ha raccontato il Presidente sono importanti, perché fanno vedere come rinnovi il prodotto. In Laguna Nord, per esempio, sono ormai 5 anni che ci sono delle gite e la possibilità di noleggio di battelli alimentati elettricamente. La valorizzazione dei territori è massima. Gli interventi anche di recupero di situazioni che dovevano essere valorizzate è stata fatta. Se parliamo per esempio del litorale nord, Cavallino-Jesolo, oggi presentano anche delle situazioni, oltre al balneare, che rimane certamente il principale punto d'attrazione, che completano la vacanza e consentono anche di destagionalizzare il prodotto turistico. Dico sia la verità, grandi restauri come il restauro della batteria Pisani, le opportunità di fruire il territorio entrando nelle oasi faunistiche lagunari, piuttosto che di riuscire a fruire di musei che oggi hanno anche loro cambiato il loro modo di proporsi, organizzando le visite in maniera migliore, permettendo il ticketing online, permettendo di riservare la visita a poche persone in maniera tale di godersela in maniera diversa. Andare oggi alla Guggenheim o a Carezzonico senza avere una folla che viene distribuita in è un tutte le plus, ore della senza giornata, dubbio. è una cosa che è da applaudire. Certo. E, le dico, nelle difficoltà vengono fuori idee, vengono fuori nuove situazioni, e sono veramente orgoglioso anche di vedere come nel nostro territorio ci si metta a disposizione e ci si connetta facilmente con situazioni magari che una volta non prendevi neanche in considerazione, per riuscire ad organizzare meglio il turismo. Certo. Perfetto. È veramente molto molto importante. Grazie Presidente. Allora andiamo in pubblicità rapidissimi, poi dopo la pubblicità rispondiamo al messaggio che è rimasto in onda un pochino relativamente alle sagre, preoccupazioni di qualche telespettatore se ci saranno sagre ancora, e quindi chiuderemo con altre battute anche da parte del Presidente Ciggione. Pubblicità.